Un'intervista speciale a tutto campo è stata realizzata dalla nostra emittente con l'onorevole Calogero Mannino, già diverse volte Ministro della Repubblica Italiana. Con l'onorevole Mannino abbiamo fatto un'analisi del periodo preelettorale che stiamo vivendo, un agosto insomma molto caldo, dove i partiti sono in fermento per la preparazione delle liste per le nazionali. A questo si accoppia anche l'impegno per il rinnovo della regione siciliana, del suo Parlamento e del suo governatore, insomma un'attenta analisi con l'onorevole Mannino sia sulle vicende già accadute, sulla politica energetica, sul lavoro di Draghi, sulle probabili e future alleanze dei due schieramenti, il centrodestra e il centrosinistra. Agosto molto caldo, complicato non soltanto dal fattore meteorologico, che quest'anno è particolarmente severo, ma complicato dalla insensatezza, oserei dire, della politica, che non ha trovato la forza e il coraggio per portare la legislatura al compimento naturale, cioè alla prossima primavera. Ha determinato uno scioglimento anticipato delle Camere, si dovranno fare quindi le elezioni politiche, sono fissate per il 25 settembre. Pare che anche la Regione, che sarebbe andata in scadenza qualche mese dopo, stia per anticipare perché il Presidente della Regione ha dato le sue dimissioni. Qualche osservazione su questo scioglimento anticipato e l'ho già fatta intendere la mia valutazione. Tutto consigliava che il governo Draghi andasse avanti, affrontasse le scadenze del prossimo settembre-ottobre. Draghi, parlando alle Camere, ha ripetuto in questi giorni alcune valutazioni molto positive dell'andamento dell'economia italiana. In effetti sembra un miracolo che in questo anno così difficile, tormentato, afflitto, prima dal Covid e poi dalla guerra in Ucraina, l'Italia stia facendo un incremento del PIL, del prodotto lordo, addirittura maggiore della Germania e degli Stati Uniti. Però è un miracolo che non può durare, perché questo miracolo è dipeso dal fatto che col governo Draghi si è potuto fare ricorso ad un allargamento del cordone della spesa e soprattutto si è potuto fare ricorso all'inizio della utilizzazione dei fondi del PNR. Tutto questo ha messo carburante nel motore e quindi il motore gira. Sono stati fatti dei provvedimenti anche nella direzione sociale, provvedimenti tutti molto saggi, che tendono ad alleggerire il carico fiscale sui lavoratori e sulle imprese, che tendono ad aumentare conseguenzialmente il livello del trattamento economico, salario o stipendio, che tendono soprattutto a realizzare delle forme di intervento sull'aggravio di spesa che la famiglia e l'impresa stanno avendo in ragione del fatto che ci stiamo trovando davanti al grande problema energetico, e cioè aumento del costo del petrolio e soprattutto carenza di gas perché la Russia non ce lo dà più e per certi versi non dovremmo prendercelo più. Si intrecciano allora in questa situazione problemi della congiuntura, dell'immediato, con problemi che ci portiamo dietro da molti anni. Da molti anni l'Italia non riesce ad avere una politica energetica, vorrei dire, molto ragionata, molto pensata. Sono stati percorsi tratti di strada negli aggiustamenti della politica energetica che sono tutti discontinui e non sufficientemente motivati. Sì, si fa molto uso delle parole belle, energie alternative, ma con molto senso pratico, guardando alle esperienze di altri paesi, dobbiamo constatare che il livello di copertura delle esigenze energetiche che ci può essere dato
dalle energie alternative è un livello che si può portare più in alto possibile, ma non copre il fabbisogno nazionale. Il fabbisogno nazionale che ancora oggi continua ad essere coperto dall'importazione del petrolio, dall'importazione del gas dalla Russia e poi, perché non dirlo, dall'importazione di energia elettrica dalla Francia, che ha fatto delle bellissime centrali atomiche proprio alle spalle delle Alpi. Gli italiani non hanno voluto le centrali atomiche, ne avevano alcune che erano quanto di più avanzato in quel tempo e che soprattutto permettevano l'acquisizione che la ricerca continua permetteva di fare. In altri termini, l'Italia si è tagliata fuori dalla produzione dell'energia atomica, gli altri continuano a farla, la fanno gli inglesi, la fanno i francesi. I tedeschi stanno tornando a farla. Perché? Perché avendo fatto i tedeschi un errore che ha anche fatto l'Italia, quello di essersi legate le mani con Putin, con la Russia, con l'approvvigionamento del gas. E a proposito dell'Italia, è giusto che io ricordi che sino a 10 anni fa una parte dell'approvvigionamento del gas l'Italia se lo assicurava dalla Libia, come molti decenni fa se lo assicurava dall'Algeria. Anzi, il Mediterraneo è attraversato da un metanodotto, e voglio ricordare anche questo, che fu realizzato da un'iniziativa dell'ente minerario siciliano in accordo con l'ENI e soprattutto in accordo con la Sonatrach algerina. Questa utilizzazione del gas metano algerino è stata abbandonata perché è stata abbandonata soprattutto la Libia, si è lasciato con molta stupidità assassinare addirittura Gheddafi, che era un dittatore come tanti ce ne sono in giro per il mondo. Chiederei, Putin cos'è? Un leader democratico eletto dal popolo? Allora, se usiamo la parola dittatore, dobbiamo stare un minutino cauti, perché l'elenco non è ridotto e non è limitato né al Sud America né all'Africa, perché, come ho già detto, arriva proposito del gasdotto, la Sicilia sta avendo un ruolo importante, perché nel nuovo accordo fatto con l'Algeria il gas arriva proprio a Mazara del Vallo, diciamo, è il metanodotto, un ruolo importante. È il metanodotto che fu fatto allora dall'ente minerario siciliano. Allora, torniamo al discorso principale. Si sono annodati tutti questi fili, aggrovigliati tutti questi fili, che stanno sottoponendo l'economia da una parte, ma soprattutto la società italiana a un fortissimo stress, perché tutti facciamo i conti con l'aumento andando al distributore del carburante o con la bolletta dell'energia elettrica, e figuriamoci che quando si passa dai consumi privati ai consumi familiari ai consumi più dimensionati anche in termini logistici, cioè i consumi dell'impresa, sorgono dei problemi molto rilevanti. Qui dobbiamo francamente dire che Draghi, sarei tentato ad usare espressioni un tantino esagerate, ma che Draghi ha fatto un buon lavoro, ecco, senza ricorrere. Forse è stato inopportuno, diciamo, sfiduciarlo, e in questo senso vorrei farle un input. Di chi è stata la maggiore responsabilità? È stata la responsabilità soprattutto di Berlusconi e di Salvini, perché nel momento in cui i 5 Stelle faceva i capricci, Berlusconi e Salvini non avrebbero dovuto sottoporre la trattativa politica alla condizione del nuovo governo con la esclusione di 5 Stelle. 5 Stelle si era messa fuori perché non aveva votato al Senato, ma Berlusconi e la Lega hanno voluto utilizzare lo scopo per giungere ad una conclusione ben precisa: lo scioglimento delle Camere. E perché dico questo? Perché
Forza Italia e la Lega da alcuni mesi, anzi da più di un anno, si vengono a trovare con un problema interno al centrodestra. La signora ha aperto le ali e vola. E vola. Parliamo della Meloni, ovviamente. La signora Meloni, ecco. La signora, l'ho detto con moltissimo rispetto. La signora Meloni, superando tutti gli elementi politici che ne impedivano, non dico la legittimazione nel sistema politico italiano, ma ne impedivano la piena assunzione di responsabilità, è andata via via crescendo, ha visto il proprio consenso allargarsi sempre di più. Ora, chi guarda bene i numeri dei sondaggi si accorge che la signora Meloni è cresciuta elettoralmente, quindi Fratelli d'Italia è cresciuto elettoralmente, non perché ha recuperato voti contro l'avversario, perché anche il PD sta andando su nei sondaggi. Se la signora Meloni è al 24,1, il PD è al 24, se la signora Meloni è al 23,8, il PD è al 23,4. Quindi sta avvenendo una cosa che semmai dovrebbe fare un'altra riflessione. In questa situazione politica, 30 anni dopo il 92, i due partiti che giocano in campo prevalentemente sono un partito che lontanamente è stato fascista e un partito che lontanamente nel tempo, per me non ci sono più pregiudiziali né per l'uno né per l'altro, è stato comunista. E per la verità questo dovrebbe farci riflettere. Com'è possibile che 30 anni dopo la chiusura della stagione della Prima Repubblica, invece di andare avanti nella formazione di partiti politici, andare avanti nella direzione della modernità, andiamo avanti nella direzione del recupero di lontane origini, che non vincolano e caratterizzano. Come se lo spiega lei questa crescita così? Questo me lo spiego e lo spiego, perché in questi anni è mancata la formazione di un partito di centro. Per tanto tempo Berlusconi e Forza Italia hanno dato la sensazione di voler essere il partito di centro. Berlusconi una quindicina di anni fa ha aderito al Partito Popolare Europeo, in altri termini si è truccato da Democrazia Cristiana, ma Berlusconi non è mai diventato la Democrazia Cristiana, né lo poteva, perché Berlusconi è un partito populista, è un partito personale, è un partito televisivo, è un partito che è nato sull'onda della utilizzazione dei mezzi di comunicazione che 30 anni fa erano prevalentemente gli strumenti televisivi e che oggi sono invece sostituiti dal telefonino e così via, dai social. Quindi questa diciamo così, riconquista delle posizioni di origine è possibile perché in mezzo non c'è stata alcuna evoluzione. Un pezzo di Democrazia Cristiana del resto se n'era andata col partito comunista. Uso rispetto verso i miei amici, ce n'è uno che è in alto, molto in alto, quindi, ma non dobbiamo dimenticare che sono democristiani che si sono attestati sulla posizione del PDS in quel tempo. E allora in questo vuoto del centro è chiaro che si rafforzano le due ale. Dobbiamo francamente riconoscere che la Meloni un cammino di cambiamento l'ha fatto. Io non sono tra quelli che le pongono una pregiudiziale. Io sono tra quelli però che alla Meloni fanno alcune domande. Tra i tanti cambiamenti che hai fatto, ce n'è uno molto importante che io vorrei sapere se è fatto o no. Qual è la reale posizione nei confronti dell'Europa? Ma ci tornerò su questo magari
discutendo. Quindi oggi noi ci troviamo con una crisi e con una convocazione delle elezioni determinata per responsabilità di Berlusconi e della Lega. Sulla Lega, un'osservazione. La Lega in questi anni ha partecipato a tutte le forme di governo possibile. All'inizio della legislatura ha fatto un governo con 5 Stelle, un governo disastroso. Poi Papete si è fatto buttare fuori dalla maggioranza e 5 Stelle, sempre con Conte presidente, ha fatto il governo con il PD. Poi anche questo governo non è riuscito a tenere il passo delle responsabilità e il Presidente della Repubblica è riuscito a mediare una situazione in cui tutti al governo, tranne la Meloni che si è autoesclusa. Già questo che è accaduto in questa legislatura dimostra che c'è un problema sulla natura, sulla qualità, sulla consistenza, sul programma, sulle prospettive politiche di tutti questi partiti che stanno in gioco. Tant'è vero che sono partiti politici che continuano ad agitare soltanto un'immaginetta del passato. Berlusconi è tornato in televisione, lui che non so cosa deve fare. Io lo dico a me, ma lui come me ed io come lui non siamo più quelli che eravamo 30 anni fa. Forse questo Berlusconi lo dimentica. Andiamo all'altro. L'altro se ne va a Lampedusa, ma questa volta a Lampedusa non ha trovato nessuno che lo festeggiasse. Quindi abbiamo queste... Anzi, so che lo hanno contestato il suo arrivo. Io sono stato un poco prudente. Quindi noi abbiamo questi 2 partiti di centro che non tirano, perdono voti e li perdono a favore della Meloni. Il risultato algebrico, più o meno, è che il centrodestra è apparentemente in maggioranza. Ma questa maggioranza sarà in condizione di governare? Ecco il punto interrogativo che si apre con queste elezioni. Sarà in condizione di governare se la Meloni non chiarisce esattamente qual è il suo orientamento sulla politica europea? Cominciamo da lì. Secondo, sarà in condizione di governare se la Lega non chiarisce alcuni termini della politica economica? Noi abbiamo 3 presidenti della regione, della Lega, Lombardia, Veneto e Friuli, che continuano a insistere che la prima cosa che dovranno fare è l'autonomia differenziata. Cos'è un superamento dell'unità d'Italia? Ci sono le regioni avanzate e poi ci siamo le altre regioni. E questo è un discorso delicato, perché l'autonomia differenziata implica scelte che portano a conseguenze finanziarie. E tanto per incominciare, oggi quanto si spende in Emilia-Romagna, in Lombardia, in Veneto e in Friuli per la sanità e quanto si spende in Sicilia? Non c'è rapporto. Non c'è rapporto. Il costo pubblico in Lombardia è 2 volte quello in Sicilia. Ecco perché poi in Sicilia c'è un sistema sanitario del quale si può dire bene quando parliamo dei medici, quando parliamo degli inservienti, quando parliamo del personale che vi lavora. Ma poi dobbiamo dire che manca personale, mancano attrezzature, c'è una situazione di crisi aperta nell'organizzazione sanitaria siciliana. Onorevole, la Meloni ha anche un problema di accettazione da parte internazionale, non solo per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti d'America. Ecco, riusciranno, diciamo, gli Stati Uniti d'America ad accettare la Meloni? Ma ho visto che la Meloni in questi ultimi mesi, soprattutto in occasione della guerra in Ucraina, ha preso delle posizioni che gli Stati Uniti non possono contestare e discutere, anzi, che gli Stati Uniti apprezzano. Anzi, sull'Ucraina, ancora una volta, è Salvini e Berlusconi che non mi convincono. Io non condivido i sospetti che ci sono in giro che tanto Salvini quanto Berlusconi abbiano dei rapporti particolari con Putin. Va bene, che
che Berlusconi abbia il rapporto del lettone con Putin è una cosa risaputa, ma l'abbiamo sempre presa in termini scherzosi. Certo, l'importazione del metano chi la fa in Italia? Qual è la società che gestisce e che rapporto c'è tra Berlusconi e il presidente, per esempio, del Milan che si occupa di questa materia? Non faccio indagini poliziesche o giudiziarie. Il problema della posizione politica della Lega e soprattutto di Salvini e di Berlusconi nei confronti della guerra in Ucraina è un problema aperto. La verità, la posizione della Meloni è una posizione molto più netta e chiara. Quindi dice che verrà in un certo senso accettata dagli Stati Uniti? È più accettata. Io credo che gli Stati Uniti oggi abbiano più dubbi nei confronti di Salvini e di Berlusconi che nei confronti della Meloni, perché lei qui ha le carte in regola. La signora Meloni invece ha un problema in Europa. Qual è il rapporto tra la sua posizione politica e la partecipazione dentro il partito di Le Pen, che è un partito della signora Le Pen, che è un partito che ha una posizione antagonistica nei confronti della scelta europeista. Quindi anche il rapporto con Orban pure, insomma. E poi molto, di conseguenza è il rapporto con quei paesi che stanno dentro l'Unione Europea, ma che hanno delle posizioni nazionalistiche anti-europee. Quella dell'Ungheria poi è una posizione paradossale, perché l'Ungheria si prende i soldi dall'Unione Europea e ne prende tanti, e poi invoca una politica nazionalistica. Poi quella di Orban che si presta ad altra osservazione. Qual è il rapporto tra Orban e Putin e la Russia? Noi abbiamo temuto nei giorni scorsi che si riaprisse il problema Serbia-Kosovo, ma tutti abbiamo il dovere di stare attenti a queste cose, che non sono cose lontane da noi, sono cose intanto che appartengono alla nostra storia. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, quando per caso dovessero avere studiato come si fece l'Unità d'Italia, si imbatteranno in un episodio sempre enfatizzato nella narrazione storica, la partecipazione dell'Italia alla guerra di Crimea. Ecco, torna la Crimea. C'è un problema che nei secoli si è posto ed è il problema del rapporto tra la Russia e l'Europa, tra le esigenze che la Russia dice di avere di sicurezza e soprattutto le esigenze che la Russia dice di avere di sbocco diretto nel Mediterraneo. Questo è un problema politico importante. Può pensare che può succedere quello che è successo al Movimento 5 Stelle, che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Poi alla fine si sono attaccati alle poltrone più che gli altri. Ecco, voglio dire, può essere che poi la Meloni in sede di governo diventerà più responsabile. Direttore, visto che mi ha provocato questi giovani amici di 5 Stelle che io ho guardato in passato con simpatia, perché io sono vecchio, sono fuori dalla politica, sono democristiano, ma non c'è più la democrazia cristiana, quindi non c'è un mio impegno in politica, parlo da libero cittadino che è stato e rimane di idee democristiane, di sentimenti democratici cristiani. I giovani di 5 Stelle dovevano aprire tutto come la scatoletta di tonno. Hanno aperto la scatoletta, si sono tagliate le mani, hanno versato l'olio, si è perduto il tonno. È importante la protesta quando la protesta è il primo mezzo di crescita verso la proposta, dalla protesta alla proposta, dalla protesta alla costruzione di una posizione politica. 5 Stelle ora è diventato niente, uno non riesce a capire, ecco, ho fatto delle osservazioni a carico di Salvini e dello stesso Berlusconi per quello che riguarda la politica estera, ma qual è la posizione di Conte rispetto alla Russia e rispetto alla Cina? Il problema non è che ci siano buoni rapporti, il problema è che non ci siano rapporti oscuri. Questo è il tema
il tema più delicato. E 5 Stelle in pochissimo tempo ha dissipato quella carica di energia, anche di freschezza giovanile che poteva avere nel primo momento. Questo perché molti di 5 Stelle, chi molti? È morto per la verità il personaggio che aveva organizzato insieme a Grillo e animato il progetto politico di 5 Stelle ed è venuto meno quindi un pilastro di questa costruzione politica. Questa costruzione politica è rimasta senza maestro, quindi è rimasta senza idee, con ideali così generici, astratti, ma in politica poi quando si è in Parlamento, quando si è impegnati nelle istituzioni, bisogna essere capaci non di gridare, di parlare, di proporre, di osservare, di contestare anche, ma di concordare, di convergere. Ecco, questa è la sostanza della politica. E il tempo ha dimostrato che l'esperienza di 5 Stelle si va esaurendo. Non so quale sarà il risultato elettorale, ma non sarà più il risultato elettorale di 5 anni fa. Tra l'altro hanno vissuto questa spaccatura con Di Maio che ha fatto un altro partito, che è andato via, che Di Maio secondo me era anche un forte punto di riferimento per la base di 5 Stelle. Ma Di Maio è la dimostrazione che, partito dalla posizione di 5 Stelle, anzi era uno dei protagonisti, lui e l'altro andavano in giro in bicicletta, l'abbiamo visti qui anche in provincia di Agrigento, poi è entrato in Parlamento, è andato al governo, piano piano ha incominciato a imparare. Arrivando al Ministero degli Esteri si è accorto che la macchina di uno Stato non la puoi destrutturare, non puoi cominciare a prendere, smonti le ruote o butti via lo sterzo. È una macchina che tu devi guidare e devi dirigere verso certi traguardi, che nella storia politica, quella determinata dalla Democrazia Cristiana, sono stati traguardi di pace e di collaborazione con gli altri. Ma per la Democrazia Cristiana il legame con gli Stati Uniti e con l'Europa è stato sempre un legame di lealtà, rispettato e onorato con lealtà. Ecco, vorrei parlare ora del PD, di questi accordi che si stanno facendo con Calenda, che prima insomma non ne voleva sentire parlare di accordo col PD e che Renzi non vuole entrare nell'accordo perché c'è Calenda. Insomma, anche lì è la sinistra, diciamo, più estremista nutre qualche dubbio per un'alleanza nel PD. Ecco, la posizione di Letta in questo momento come la vede lei? Anche qui la mia opinione, francamente, nel sostegno al governo Draghi il PD ha dimostrato una capacità politica e vorrei dire anche una certa serietà politica, al punto tale che ha cominciato a guadagnare punti anche nei sondaggi, perché il PD ha incominciato a sembrare agli italiani un partito serio, un partito affidabile, un partito che iniettava luce, un partito che lavorava concretamente attorno alle proposte e ai programmi del governo Draghi. Siamo arrivati alle elezioni e qui per la verità sono sorti 2 equivoci. Nel primo momento Calenda sembrava che volesse portare avanti la costruzione di una iniziativa di centro e questa era una scelta molto seria, perché ritorno al momento iniziale della nostra conversazione, quello che manca in questo sistema politico, va bene, è che al centro si formi una posizione politica non che gioca sempre da una parte o dall'altra e rimane sempre il governo, ma una posizione di politica di centro che permetta soprattutto la evoluzione dalle posizioni iniziali del Partito Comunista o del Movimento Sociale Italiano alle posizioni di partiti moderni, laddove nella storia chi ha iniziato come comunista è finito poi come socialista. E mentre il comunismo è scomparso nel mondo, anche in Cina e in Russia, per cui la nostalgia della Russia e della Cina non può essere più una nostalgia comunista, anzi Russia e Cina sono 2 paesi capitalisti. La Russia addirittura è il capitalismo degli avventurieri, dei grandi ladroni.
La Cina è un capitalismo poliziesco, anche questo un fenomeno politico al quale stare molto attenti, perché che la Cina sia diventata una potenza capitalistica è molto importante. La Cina 30 anni fa non risolveva i problemi del pane, dell'alimentazione della sua popolazione, oggi la Cina è una potenza industriale nel mondo, ma la Cina era un sistema autoritario con il comunismo, piazza Tiananmen fu il tentativo di ribellione, e la Cina oggi è un sistema ugualmente autoritario. Allora, un partito di centro è un partito che fa tirare fuori dalle posizioni estremiste e radicali la evoluzione, chiamiamola democratica per comodità, la evoluzione moderna, va bene? Lo stare al passo del tempo, e il nostro tempo non è più tempo di autoritarismi e di dittature e di rivoluzioni almeno violente, ma di rivoluzioni pacifiche, di cambiamento, di aggiustamento, perché il capitalismo non è che è da festeggiare, il capitalismo è da utilizzare anche a fini di politica sociale e di giustizia sociale. Allora Calenda era partito con le buone intenzioni, poi stranamente si è messo d'accordo con Letta. È la ripetizione di una storia che il PD ha già vissuto, prendersi un pezzo di Democrazia Cristiana prima di andare alle elezioni. Allora Letta ha voluto assorbire Calenda. La ragione per la quale si sono messi insieme dice, vabbè, perché dobbiamo fermare il centrodestra, ma a forza di fare campagna elettorale in cui un fronte vuole fermare l'altro e l'altro fronte vuole fermare il primo, l'Italia è da 30 anni in un ping pong che non trova mai un esito politico. È un bipolarismo malato, non è il bipolarismo dell'alternativa, del cambiamento. Nessuno di questi partiti ha voluto cambiare la legge elettorale, perché con una legge elettorale proporzionale ciascuno si sarebbe presentato con la sua maglia e poi si sarebbero fatte le alleanze davanti al popolo, le alleanze in Parlamento, le alleanze con governi che nascono con programmi precisi. Invece così è confusione, perché adesso Calenda è dentro uno schieramento, Calenda che è disponibile e avrebbe anche giusta ragione a presentare questa disponibilità, a riaprire le centrali atomiche in Italia, si ritrova con i verdi e con gli ambientalisti che tutto vogliono sentire tranne che riaprire le centrali atomiche in Italia. Quindi come pensano di costituire un fronte? E potrei dire, arriviamo alla conclusione, Renzi che era partito dicendo facciamo il centro, ci sto a fare il centro, adesso dice vi siete messi tutti insieme e io me ne resto solo. Renzi mi sembra, l'ho detto stamattina a un giornalista importante che si è divertito, mi sembra il soldato Ryan, è rimasto disperso in campo, il comandante generale dell'esercito, che sarebbe il popolo, adesso lo deve salvare, perché se non fa il 3% non torna in Parlamento. E allora molti elettori, io penso, che si daranno un compito: salvate il soldato Ryan. Mi viene una domanda spontanea: c'è questa crescita del PD, questa crescita di Meloni, ma perché il centro, che attualmente è rappresentato dall'UDC, non riesce ad attrarre? Ma perché questi amici dell'UDC Sì. hanno fatto sempre la quinta colonna dentro Forza Italia. Forza Italia li ha assorbiti, li ha schiacciati, li ha sterilizzati. Guardiamo il mio amico Casini, è stato costretto poi a uscire, adesso è stato l'ultima volta eletto nella lista del PD a Bologna, non lo so adesso in queste elezioni se lo salveranno ancora, altro che soldato Ryan, perché Casini è in una situazione molto, molto singolare. Ho fatto un ragionamento che è la mia opinione, in politica si discute, sono opinioni, non ci sono né dogmi né teorie assolute. Ecco.
Quindi in questa situazione assisteremo allo scontro tra due posizioni precostituite, ognuna delle quali contesterà la legittimità dell'altro e non si andrà al cuore delle cose. Il cuore delle cose è anche rendere partecipe, rendere consapevole il popolo italiano della natura delle difficoltà alle quali andiamo incontro, perché avremo un autunno difficile e siamo anche senza un intermediario importante. Nella fede religiosa ci sono i santi, no? Che sono gli intermediari. Gli intermediari sono quelli che poi ci portano a Maria, ci portano al Signore, a Gesù. Gli intermediari in politica a volte sono santi. Non c'è San Draghi, però Draghi è un uomo di prestigio internazionale, è un uomo che dalla Banca Centrale Europea è riuscito a imporre una linea che ha salvato l'euro in generale e ha salvato soprattutto la posizione italiana. Draghi in questo anno e mezzo è riuscito a governare il Paese liberandolo da problemi drammatici. Conte e il Ministro della Sanità avevano dimostrato di non essere capaci di gestire l'emergenza Covid. È arrivato Draghi, ha trovato un bravo generale, se l'è portato lì, ha risolto il problema in termini politici, di logistica, di organizzazione. Adesso lo prendono, lo buttano via, ma questa è insensatezza. Ecco perché dovevano arrivare alla fine legislatura. Sta preparando la più grossa manovra, diciamo, verso gli italiani proprio in questi giorni, in questi giorni una manovra, in un momento così, diciamo, impensabile. Cosa fanno? Non la votano, cosa fanno? Poi fare campagna elettorale in pieno agosto, in pieno settembre, per di più in un anno in cui il tempo si è rivelato assolutamente inclemente. Ecco. Un'altra domanda per poi passare al capitolo della regione, perché dobbiamo passarlo, sì. Giusto? Ecco, questa nuova composizione del Parlamento, perché diciamo c'è stata una forte decurtazione di parlamentari, in che modo inciderà anche nel voto dei cittadini? Perché i collegi, diciamo, i seggi sono diminuiti notevolmente per via della nuova composizione. Uno dei più gravi errori di 5 Stelle, che deriva dalla loro ingenuità, ma è un errore che è stato sottoscritto dal PD di Zingaretti e quindi da tutto il gruppo dirigente del PD, è votare la riduzione del numero dei parlamentari. La riduzione del numero dei parlamentari è una scelta contro la democrazia. Meno parlamentari ci sono, meno fili ci sono tra la società e le istituzioni. I problemi che riguardano il funzionamento delle istituzioni, l'efficienza, la correttezza, quindi il rischio corruzione eliminato, non dipendono dal numero dei deputati, dipendono dal modo con cui viene organizzata la gestione del potere. Il numero dei deputati dà il numero dei fili di collegamento. Si fa sempre riferimento all'esperienza degli Stati Uniti, dove il Senato o il Congresso ha numeri piccoli, ma gli Stati Uniti, come dice la parola, Stati Uniti, sono fatti da tanti stati. Noi abbiamo le regioni, ma sono regioni, micro regioni. Uno Stato negli Stati Uniti a volte è più grande dell'Italia, uno Stato. Quindi ogni Stato negli Stati Uniti ha una sua dimensione fisica, vorrei dire, una sua dimensione economica, una sua dimensione sociale, propria della dimensione nazionale, e a volte ci sono dei problemi anche delicati di conflitto. Per esempio l'Occidente degli Stati Uniti in tema di diritti civili, sì, tema di diritti civili, per esempio disciplina dell'aborto, hanno delle posizioni diverse dall'interno degli Stati Uniti, quindi ci sono delle differenze anche
non solo di cultura, di sensibilità e vorrei dire tante volte di temperatura socio-religiosa. Quindi in America le istituzioni della federazione sono istituzioni che sintetizzano tanti poteri nazionali reali. E in Italia non puoi ridurre il numero dei deputati così. Tra l'altro lo hanno fatto senza neanche disciplinare, e vedremo questo problema quanto peserà il giorno dopo le elezioni, perché non sono stati neppure aggiornati i regolamenti parlamentari, la costituzione delle commissioni, quindi la disciplina dell'organizzazione del Parlamento. Questo è stato un errore di immaturità, di inesperienza, un errore di ingenuità politica. Non è così che si rafforza la democrazia, così anzi la si indebolisce. La democrazia bisogna farla funzionare efficacemente, non tagliando il numero certo. dei deputati. Onorevole, prima di passare alle regionali dobbiamo parlare di un altro siciliano democristiano che guida tutta la nazione. C'è stato un momento particolarissimo, la rielezione, insomma parliamo di Mattarella. Nella nostra intervista non c'è da parlarne di Mattarella. Mattarella è nell'Empirio, nel cielo, quindi possiamo dire soltanto avrà un ruolo difficile, parole di elogio, insomma, nel gestire anche questo rapporto. Se l'è cavata in cose più delicate e più importanti, quindi auguriamoci che sappia affrontarlo. Andiamo invece, perché lei la domanda me l'ha già fatta, alla Regione. Questa formazione di schieramenti politici in Sicilia corre il rischio della sterilizzazione dell'autonomia regionale. Mandano via Musumeci, chi lo manda via? L'opposizione? No, lo manda via il principale alleato, principale rispetto al passato, perché alle prossime elezioni il principale alleato sarà il partito della Meloni, anche in Sicilia, quindi Miccichè non sarà il primo partito. Manda via Musumeci, ma per proporre che cosa? Un candidato del proprio partito, ma così non si sceglie un presidente della regione autorevole, così non si sceglie un presidente della regione che dia la garanzia di capacità politica, un presidente della regione che saldi un momento di progettualità politica. Così è soltanto un delegato di un partito. Miccichè vuole un delegato del suo partito. Fa il nome della Prestigiacomo, anche Berlusconi lo ha lanciato. Tutti i nomi per bene, ma diventano tutti nomi irrilevanti. Ma nella regione siciliana ci sono stati grandi presidenti della regione. C'è stato Franco Restivo, Alessi, personaggi della storia nazionale, Giuseppe La Loggia, Angelo Bonfiglio, ci sono stati personaggi, Rino Nicolosi, Piersanti Mattarella. Da quei presidenti della regione ora passiamo a un delegato di partito, a un delegato di maggioranza, che o di qua o di là finisce per essere termine di scontro con gli stessi alleati di maggioranza. Questa è la situazione. Allora della Sicilia finisce con l'essere una situazione nella quale che il cittadino ben pensante, come vorrei essere io, non lo so, cerchi il soldato Ryan. C'è in Sicilia chi è il soldato Ryan? Il soldato Ryan per ora è Cuffaro, che tutti considerano l'escluso, no? Ha diritto perfettamente a fare politica, non ha diritto ad avere responsabilità istituzionale, ma ha diritto pieno a fare politica, ha diritto ad avere ideali, ad avere sentimenti. Se rimane fuori dagli schieramenti è il soldato Ryan in Sicilia. Ma Musumeci ha fatto bene a dimettersi e a favorire l'election day, lui l'ha spiegato con 4 punti tecnici, ma in realtà insomma... Ma era costretto a farlo, la sua maggioranza l'ha mandato via, questo non è mai avvenuto in passato, i presidenti della regione, quelli che ho nominato prima, avrei potuto aggiungere un altro, Carollo, Fasino,
perché poi la storia della regione ormai è una storia lunga, dal 47 ad oggi ci sono a momenti 80 anni, 75-76 anni di storia. Come vede la Chinnici? È una personalità molto... Potrebbe attrarre il consenso dei siciliani? È una personalità politica, perché la Chinnici è già stata deputato europeo, ha fatto un'esperienza europea molto importante. Ha un cognome importante, ha un cognome pesante. È stata anche assessore della Giunta Lombardo. Non è soltanto questa, è una persona che ha una sua capacità politica, è del PD, io da libero cittadino dico l'opinione. Quindi è una candidatura che merita attenzione, che merita non solo rispetto, merita attenzione. E il sindaco di Sicilia, De Luca? Che chance ha? Siamo alle comiche. Però è simpatico, comico. Ce la può fare comunque a portare avanti, siamo alle comiche, a simpatico. Portare avanti una rappresentanza parlamentare alla regione? Probabilmente, siccome lo spazio a queste forme di populismo, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, no? Anche in politica c'è spazio per Franchi e Ingrassia. Secondo lei in provincia di Agrigento quali potrebbero essere i risultati? Diciamo così, eventuali risultati che in provincia potrebbero essere? Non mi avventuro. Perché ricordiamo che attualmente abbiamo 2 parlamentari di 5 Stelle, insomma, che scenario può immaginare? Spero sempre che la provincia di Agrigento riesca a contare sempre nel quadro della politica regionale e se possibile anche quella nazionale, ma da molti anni non mi pare così. Bene, onorevole, noi la ringraziamo di questa sua disponibilità e le facciamo auguri di un buon Ferragosto, insomma, di buone fede. Ce lo auguriamo tutti il Ferragosto. Qual è il suo... Un pizzico più fresco. Parlando un po' della sua vita un po' così privata, tra virgolette, ecco, lei come svolge, diciamo, il suo tempo, in cosa lo impegna, dà dei consigli magari nella a mia qualcuno che lo viene a trovare? Nella mia età l'impegno e il mestiere fondamentale è quello del nonno. Quindi come Draghi, che ha detto che il nonno d'Italia. Con i miei nipoti, che sono una forza della natura travolgente. Quindi... Ma il centrodestra si può spaccare se non converge su un nome unitario e così, diciamo, succede quello che può succedere con la vittoria di Crocetta? I personaggi lì sono molto imprevedibili, riprendiamo la discussione. Sì, così. Sono anche umorali. Perché parlare con lei è sempre... Sono anche umorali, quindi il rischio che poi spunti una situazione pasticciata come quella di Crocetta c'è, solo che questa volta il PD non ha candidato Crocetta, questa volta il PD candida la signora Chinnici, abbiamo già detto che è una candidatura molto seria e molto forte. Il PD però si allea con 5 Stelle in Sicilia, anche questa è una cosa anomala rispetto a Roma. Che 5 Stelle voti per la Chinnici lo considero un fatto positivo, ecco, sarebbe un segno di maturità, perché 5 Stelle sino a qualche giorno fa pensava di avere un proprio candidato, poi ha accettato le primarie all'interno del PD. D'altra parte il candidato maggiore che 5 Stelle avrebbe potuto esibire non era candidabile per una regola interna di partito, non sono ripetibili 2 mandati. Quindi se 5 Stelle appoggia la Chinnici lo considero un fatto positivo. Ma Musumeci si può ricandidare secondo lei? Ma secondo me si vorrà ricandidare. Perché in fondo insomma non è che abbia Bisogna vedere però qual è il rapporto tra Musumeci e l'onorevole Meloni. Non il rapporto personale, perché penso che l'onorevole Meloni alla fine cerchi di dirimere i contrasti all'interno del centrodestra. Cerchi di mettere ordine e se questo implica qualche sacrificio... C'è chi dice che la Meloni voglia assolutamente il Lazio perché il cognato insomma dovrebbe essere il candidato della regione del Lazio. Questa è una voce ricorrente.
l'ho letta sui giornali, non sono in condizione di affermarla e di contestarla. Ecco, secondo lei il centrodestra chi potrà esprimere? In questo momento proprio non ho visto tra i nomi fatti un nome che diventi forte e aggregante. La DC può superarlo il 5%, la DC di Cuffaro? Ho detto salvare il soldato Ryan. Se si presenta da solo bisogna aiutarlo a fare il 5%. Va bene, onorevole, noi la ringraziamo di questa sua intervista, abbiamo toccato diversi punti. Un saluto ai cittadini e un augurio di buon Ferragosto. Forse Grazie. Un pizzico più fresco. Pizzico più fresco va bene così. Insomma, una campagna elettorale sul mare si farà, insomma. Ma sarebbe anche divertente. Scusi, lei che ha una memoria di ferro, è successo in altri periodi? Mai, per la prima volta. Mai d'estate. Mai d'estate, ma anche per una ragione politica. L'estate è il limite dell'anno finanziario. A settembre in Parlamento, nelle Camere, si ragiona il bilancio di previsione dell'anno successivo, quindi si determina il quadro fondamentale della politica economica. E allora si sta attenti, bisogna rispettare quella scadenza e quell'adempimento. È l'ultima volta che si è votati, si è fatto il voto sia regionale che nazionale, a quando risale? Parecchie volte questo. Grazie onorevole, grazie a lei, una buona estate. E un augurio, un saluto cordiale. Allora ci diamo appuntamento al post elezioni. Dopo elezioni. Facciamo un commento dopo post elezioni, elezioni. certo, io sono estraneo alla campagna elettorale. Buona Grazie. festa, buona festa. Buonasera ai nostri telespettatori.